Abbiamo iniziato bene subito, infatti in una bella giocata siamo stati in vantaggio. Poi in una disattenzione nostra abbiamo regalato una punizione al limite, però il giocatore del Castellammare ha tirato una punizione che magari si vede in categorie superiori, quindi bisogna fare i complimenti al giocatore che ha fatto un gran gol. Nel secondo tempo poi devo essere sincero, abbiamo iniziato bene, però diciamo che nel momento migliore nostro abbiamo preso purtroppo questo gol, però la cosa positiva è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto assolutamente, perché devo essere sincero, oggi la differenza penso proprio che l'hanno fatta le motivazioni. Castellammare, con tutto il rispetto, è una buonissima squadra, ben organizzata, ben allenata. Mione naturalmente è uno che sa il fatto suo, però dal canto nostro, diciamo, abbiamo avuto, tra virgolette, dico virgolette, un piccolo vantaggio, perché magari loro, sai, hanno già raggiunto il loro obiettivo stagionale. Noi ancora purtroppo lo dobbiamo raggiungere, e lo dobbiamo raggiungere fino alla fine, dando il massimo, buttando il cuore oltre l'ostacolo. E oggi siamo stati bravi proprio nel momento, tra virgolette, più delicato, ecco, perché non era assolutamente facile rimontare una partita 2-1 a forse 25 minuti dalla fine, e siamo stati bravi a pareggiarla e poi con il calcio di rigore a portare il risultato sul 3-2. E poi devo dire, poi da lì in poi non abbiamo subito, diciamo, non abbiamo subito nessuna palla pericolosa, ecco. Loro hanno iniziato a giocare questa palla, a buttarla dentro, noi ci siamo difesi abbastanza bene e abbiamo amministrato bene e abbiamo portato la partita in porto. Al mio ingresso la situazione mentale, quella gioca sempre al favore di chi subentra all'allenatore, perché i ragazzi vogliono assolutamente tutti quanti mettersi in mostra, anche chi giocava meno, e devo dire che lì ho trovato una squadra veramente preparata, una squadra veramente con grandissima voglia, con grandissimo sacrificio. Infatti alla mia prima panchina siamo andati a vincere a Misilmeri contro un'ottima squadra, poi abbiamo rivinto in casa contro l'Aspra. Poi purtroppo è arrivata una brutta batosta, perché giocavamo contro la prima della classe e ci può stare andare a perdere a Caltanissetta. E poi siamo un po', tra virgolette, ci siamo un po' adagiati, e devo dire che le migliori risposte le stiamo dando adesso fuori casa, perché sappiamo quello che vogliamo, ci mettiamo lì tutte 11 linee alla palla, cerchiamo di stare stretti e ripartire, e siamo stati bravi sia nella scorsa trasferta con l'Atletico Palermo e anche oggi. In casa devo dire, è vero, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, un po' di sfortuna, ma nel calcio purtroppo lo sappiamo, e poi alla fine la fortuna e la sfortuna, penso che si va a compensare. Tempesta sicuramente è un giocatore importante per noi, anche se lui è un under, perché è un 2004, ha avuto il piacere di affacciarsi nel campionato nazionale dilettanti, e oggi non stava al meglio, in settimana aveva preso una botta al ginocchio, quindi era inutile rischiarlo o nemmeno portarlo in panchina, perché non era il caso, non ci avrebbe dato assolutamente niente. Però se lui capisce che può diventare veramente un giocatore importante, a noi di sicuro ne possiamo trarre beneficio e ci può dare una grossa mano, e quindi mi auguro che già dalla prossima settimana di averlo a disposizione al 100%. A parte Tempesta, ma oggi forse è stata l'unica settimana che ho avuto tutta la rosa a disposizione, perché ogni settimana abbiamo avuto delle grosse assenze, tra infortuni, squalifiche. Mi riferisco a Najib, mi riferisco a Simone Guaiano la settimana scorsa. Molte volte abbiamo messo in campo, o meglio anche per arrivare a 20, 3-4 juniores. Oggi, a parte Tempesta, avevo tutta la rosa a disposizione, addirittura qualcuno è rimasto a casa, qualcuno che fa parte della rosa della prima squadra, quindi io mi auguro e spero di avere sempre più abbondanza possibile, che possa essere Tempesta, che possa essere qualsiasi giocatore, perché loro lo sanno. Io voglio che loro tutta la settimana danno il massimo e mi mettono veramente in grossa difficoltà per poi scegliere gli 11, perché poi domenica li devo mandare in campo. Oggi era per noi la prima finale, ne mancano altre 3, ne giocheremo adesso 2 in casa e l'ultima fuori casa. Sappiamo che in queste 3 partite, se ci vogliamo salvare direttamente, dobbiamo fare più punti possibili,
è inutile guardare gli altri, guardare gli avversari. Noi intanto prima dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di dare il massimo, di fare grandi prestazioni, perché loro lo sanno, facendo una grande prestazione il risultato poi è una conseguenza. E poi magari dopo aver raggiunto la nostra vittoria, poi magari possiamo guardare anche gli altri e fare un po' di conti. Però ripeto, dobbiamo guardare a noi stessi. Io penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterci salvare direttamente. Ho avuto tra virgolette una pausa, ma una pausa più che altro perché io, grazie a Dio, ho il mio lavoro che mi tiene abbastanza impegnato, e non ti nego che in questi anni ho avuto diverse proposte da poter allenare. Però il mio lavoro mi tiene stretto naturalmente alla mia città, non posso spostarmi più di tanto, quindi se io riesco a trovare, e tra l'altro non solo a trovare, anche a divertirmi in una società seria, infatti ho sposato questo progetto Accademia perché è una società seria, gente seria che sa fare calcio, e quindi riesco anche nello stesso tempo sia a dedicare il mio tempo al mio lavoro, ma nello stesso tempo a dedicare anche al calcio, che naturalmente è la mia passione, lo faccio da quando ero bambino e quindi mi diverte tantissimo allenare questi ragazzi e lo faccio col massimo impegno e con il cuore. Prendiamo quello che di buono abbiamo preso, cioè la vittoria, che non era facile, perché perdere 2-1 qua a casa contro il Castellammare e ribaltarla non è assolutamente facile. Guardiamo la prossima, partita dopo partita, sappiamo che dobbiamo dare l'anima, ogni partita. Noi abbiamo adesso 3 finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non è stato facile, complimenti a Castellammare che è veramente una bellissima squadra, una squadra bella compatta. Siamo stati bravi a ribaltarla e prendiamo i 3 punti, che è quello che c'è di buono. Con Simone sta andando discretamente bene, dai. Abbiamo avuto qualche stop, infortunio che giustamente ci sta, l'età arriva per tutti, però adesso sta andando bene, siamo concentrati sul nostro obiettivo e sappiamo quello che dobbiamo fare. Tantissimi anni fa, tanti bei ricordi, è sempre stato un campo difficile, qua poche per squadre venivano a vincere, grazie alla società, grazie al mister, e che è veramente una persona preparata e una grandissima persona.